Uno sfregio alla memoria collettiva è quello che rappresenta la vandalizzazione del murale di Giacomo Matteotti, inaugurato alla fine di luglio a Ponte San Nicolò. Al momento non è ancora chiaro se sia un atto vandalico o un attacco politico. I carabinieri stanno indagando per far luce sulla vicenda. Per il sindaco del paese, Gabriele De Boni, la cancellazione della scritta antifascista non rappresenta in alcun modo l'ideologia collettiva di Ponte San Nicolò. Un gesto increscioso e assolutamente da condannare. La sensibilità dell'amministrazione comunale è testimoniata proprio da questo murale che è stato realizzato in collaborazione con l'ANPI in occasione del centenario della scomparsa di Matteotti e che porta con sé un significato fortissimo. Anche la frase che è stata scelta è proprio quella: potete uccidere me ma non ucciderete mai l'idea che è in me, e quell'antifascista stava proprio a significare questo. E il fatto che si voglia provare a cancellare questa memoria e a cancellare quello che è stato il ventennio che ha minato la democrazia e la libertà dell'Italia è un fatto grave, è un fatto assolutamente da condannare e testimonia quanto importante sia continuare con iniziative di sensibilizzazione e di ricordo di quello che è stato il ventennio. L'amministrazione si è già mobilitata per riportare il murale alla sua forma originaria, ma a preoccupare è che luoghi della memoria come questo vengono ancora presi di mira. È proprio assurdo perché dire che Matteotti non era antifascista, è stato ucciso dal fascismo, ha parlato in Parlamento contro il fascismo, teniamo conto che siamo nel 24, insomma siamo evidentemente all'insediamento, ecco, e lui non ha aderito per esempio al Partito Comunista, assolutamente, lui era profondamente antifascista. Quindi eliminare questo fatto qua vuol dire proprio non capire nulla e sentirsi liberi di fare scemenze, scusatemi, ma non posso che dire altro.